Amici bellini, no, perché anche io leggo OneFootball e quello stava facendo il caffè, sta ancora leggendo in cucina. Adesso ci penso io, perché quello non ha il coraggio, perché si vuole mantenere buoni gli amici, gli altri youtuber, vuole essere diplomatico, no. Saverio Sol, non mi ricordo, ma comunque da Brooklyn. Mo ci pensi io, perché su OneFootball noi non vediamo semplicemente le notizie nostre che riguardano il portale, per esempio, gonfia la rete, eccetera, eccetera. Questa notizia qua viene da Calcio e Finanza, perché poi quello voleva evitare ieri, noi ne abbiamo parlato. Fai il video che Ronaldo se n'è andato prima a casa, ha fatto la fotografia, poi andava in nazionale lasciando la bolla. Fai il video che Buffon ha deciso di aspettare a casa, manco convocato per le nazionali, lui se n'è andato dalla bolla, ha deciso di aspettare a casa. Fai il video che invece Chiellini e Bonucci stanno ancora aspettando l'autorizzazione dell'ASL, come si chiama a Torino, mentre noi non dovevamo aspettarlo, dovevamo partire. Fai il video che Dybala pure ha lasciato, e quella ha detto no, ma io voglio parlare di tattica, con la voce impostata che fa lui, solo il 4-2-3-1, non l'ha voluto fare. Allora, qua pare che su Calcio e Finanza dicono per il Napoli niente 3-0 a tavolino, ma possibile il -1. Non si capisce sto fatto, e allora andiamo ad approfondire. Punito con la penalizzazione per violazione del protocollo. Allora la violazione del protocollo sarebbe il fatto che Zielinski, una volta scoperta Zielinski, non ci è stato l'isolamento immediato e qualcuno è andato a casa. Questo è quello che è l'accusa di Agnelli e adesso servono le indagini. Andiamo a vedere. L'avvocato del Napoli dice, Grassani, il Napoli non è indagato dalla Procura Federale, prima di tutto. La partita con la Juve non può che giocarsi, cioè praticamente è rimandata, bisogna giocare, il provvedimento è chiaro e la partita si dovrà giocare. Al Napoli è stato intimato di non giocare, punto. Questo è l'avvocato del Napoli, ovviamente la parte del Napoli. Lo scambio di documenti con l'ASL per non rischiare un provvedimento penale per tutti i tesserati violando l'articolo 650 codice penale, la violazione di un provvedimento delle autorità. Ok? Ora, quello che sta dicendo l'amico Avisim, che voi mi scrivete pure sui commenti, e lo capisco perché io ho fatto la collaborazione, io volevo solamente parlare di tattica e di Pirlo. Invece quello poi sta dicendo, io lo voglio bene, perché un guaglione lo fa per mestiere, fa 3 video al giorno e probabilmente gli servono le visualizzazioni, io lo faccio a tempo perso, lo sapete, ogni tanto entra mio cugino, mio fratello, a tempo perso. La Procura Federale indaga se ci siano state violazioni al protocollo per le quali sono previste sanzioni che vanno dall'ammenda all'inibizione, alla penalizzazione in punti fino all'esclusione del campionato. Ecco perché lui fa il video Napoli retrocesso. Allora già fu un video, la Juve radiata dal calcio per avere più visualizzazioni. Non si fa. Stesso tu l'hai detto, Simone, che non vuoi fare i video clickbait. Io per questo non me lo vado a vedere. E quindi non risponderò punto su quel video là, perché certi video non vanno cliccati per fare le visualizzazioni, altrimenti il prossimo youtuber fa un altro video simile e noi riempiamo il web di cose poco pregnanti. Invece bisogna essere precisi. Il protocollo prevede l'intervento delle ASL, ma possono farlo solo se nel loro territorio si verifica un aumento pericoloso dei contagi o una situazione preoccupante nelle terapie intensive, potendo in questi casi impedire al gruppo squadra di muoversi per svolgere allenamenti e partite. Va però adeguatamente motivato, cosa che secondo gli avvocati della FIGC non ha fatto la ASL di Napoli quando ha impedito alla squadra di andare in aeroporto, comportandosi come se il protocollo non esistesse. D'altra parte la Salernitana stessa, situazione sanitaria territoriale con 2 positivi, è partita. Allora qual è il cavillo che adesso vogliono fare per romperci i coglioni? E non l'avete detto, non l'avete motivato, ma c'era bisogno di motivarlo che il Napoli aveva incontrato il Genoa che è un focolaio, non sono singoli infetti, e oltretutto la Campania è in questo momento una delle cose, perché poi se non fosse stato, quando è uscita la notizia di Ramani, ok, poi smentita, a me è venuto da pensare, ma Ramani è sempre
causa del contatto con il Genoa, oppure essendo passato troppo tempo può essere una cosa che riguarda Zielinski o Elmas, oppure la privata, perché può essere anche che tu stai andando a fare la spesa, uno ti starnutisce in fronte, oppure se sono pulito un as, hanno toccato i biscotti, tu ti sei andato a pigliare i biscotti da là e te lo sei portato a casa. Poteva essere più questo se Rrahmani fosse stato positivo che non il Genova. Ma perché? Perché la Campania in questo momento ha dei numeri alti, probabilmente i più alti d'Italia, a differenza di quando si è cominciato, che il Nord stava inguaiato e noi stavamo meglio. Questa è la condizione in cui l'AS può e deve intervenire e il Napoli non può e non deve partire. Questo per chiudere la situazione così. Poi della situazione di Ronaldo, della bolla, che loro non avrebbero cose. Io ho letto sul Corriere della Sera, l'avevo postata la notizia, ma poi mi sono scocciato, io voglio veramente parlare di calcio e basta. Però purtroppo voi siete giustamente la notizia, non ci sono altre notizie, voi volete parlare di qualcosa, ne parliamo. Devo approfondire. Leggo sulla Gazzetta che la Juve non è responsabile di questa cosa qua, ma sono responsabili i singoli giocatori perché infrangono il protocollo. Ma non ho capito se questo poi diventa protocollo della FIGC o è anche protocollo sanitario. Bisognerebbe stare attenti, perché poi si va nel penale. Se vai nel penale, che tu buffon che torni a casa senza aspettare il riscontro dei tamponi, che sei magari mezzo positivo, rischi che infetti l'amico. Vi rendete conto su dove stiamo arrivando? Sono roba brutta. Insomma, voi fatemi sapere nei commenti se preferite il 3-0 a tavolino con il punto di penalizzazione, se volete solamente il punto di penalizzazione ma volete rigiocare la partita. Io preferisco, perché dopo ve lo immaginate, no? Si rigioca, magari il Napoli vince, mamma mia, ma non ce ne esiste proprio. Oppure perdiamo e allora vedi, perdete 2 volte, falliti, rosicati. Io vorrei in uno scenario in cui la partita si rigioca veramente, che ci sarà un pianto generale di tutti. Ti prego, De Laurentiis, e ti prego Gattuso, fategli arrivare questo messaggio, taggateli. Giocati la partita senza Insigne, anche se ha recuperato, senza Elmas e senza Zielinski, ti prego, su quanto sei di più, perché lì dai uno schiaffo morale vero e proprio. Loro fanno giocare Dybala, Arthur, tutte quelle che poi l'hanno detto in conferenza, che già si sapeva che non saremmo partiti. Noi dobbiamo giocare con quelli là che non avremmo giocato, non avremmo avuto. Ma ve lo chiedo per cortesia, perché non voglio mai sentire il pianto greco, le cose. La sceneggiata l'hanno fatta loro a Torino, scendendo, riscaldandosi, quando sai che quelli non stanno arrivando. Allora non fate le persone veramente brutte e disoneste, gente sugli spalti così, 3-0, contenti. Ragazzi, voi fate brutte figure, ma tutti i giorni. L'Agnelli vero, quello là all'epoca, non l'avrebbe mai permesso questa cosa qua, avrebbe telefonato lui e avrebbe detto: ho sentito che c'hai Zielinski positivo, la rimandiamo? Ma sono sicuro al 100%, quello era lo stile Juve, quello era uno stile che tu potevi odiarla la Juve, però un minimo di rispetto ti veniva sempre, come le grandi società. Adesso proprio fanno di tutto per essere arroganti e presuntuosi, è proprio una brutta società. Io veramente non so più cosa dire. Inoltre, pare sia uscito il servizio delle Iene, dove si ricomincia a parlare di Orsato e di cose. Io una cosa sola non capisco, perché gli amici Bellini me l'hanno mandato, io non posso manco vederla alla Mediaset da New York. Ma perché? Se non c'è niente da nascondere, no? Io questo chiedo. Perché Rizzoli, voi l'avete visto sicuramente, perché Rizzoli scappa e dice basta, ti ho risposto, Orsato addirittura scappa col cofano aperto per non rispondere alle domande. Valeri stessa cosa, che scappa. Ma perché non rispondete? Qual è il problema? Se non c'è nessun problema, no? Se tutto è andato liscio come l'olio, ma perché non rispondete alle domande? Io solo questo chiedo. Tanto è finita, è passata. Non lo voglio lo scudetto di cartone tipo Inter. Se fate poi un approfondimento in procura e diventa una cosa tipo Calciopoli, che va Maluano pare scudetta ancora, io non lo voglio, non ce lo date, va benissimo. Io mi tengo quello della Monetina, perché poi i vedili dicono la Monetina di Alemão.
la monetina di Alemão, fa il paio, se dovesse fare il paio, con il gol annullato al Bologna contro il Milan della stessa cosa. Informate, non fate i bla bla bla, i pappagallini che sentite qualche cosa per la narrativa, per dirla in napoletano e la ripetete così perché non vi informate. O non l'avete vissuto e vi dovete informare, o se l'avete vissuto fate uno sforzo di memoria. Da New York, Valerio Fluido è tutto, Saverio Solido, chi ve beef. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.